La rassegna stampa. Com'è? Freschino? Freschino quest'oggi, eh? Non dà segni di vita, il regista è congelato, ragazzi. Francesco surgelato, ma meglio, ci si mantiene giovani. E poi, insomma, ti dà quel frizzantino mattutino che poi arriva il semmivarino a far lo scemo mentre sei in auto a sbrinarti e sbrini te stesso insieme all'auto. È una sensazione particolarissima. Buongiorno agli automobilisti che si stanno sbrinando. Buongiorno, buon mattino da Sammy Varin, certo. Radio Libertà anche quest'oggi, liberi di informarvi, liberi di ascoltare i vostri pareri, liberi anche di sparare qualcosina, così qua e là, qualche petardino a destra come a sinistra. Cerchiamo di raccontare anche quest'oggi la politica e la cronaca attraverso i quotidiani del mattino. Il buongiorno quindi si sente dal Varin, ma anche dai vostri messaggin che possono già arrivare a quest'ora al 340 6709 659 da memorizzare sul vostro cellulare. La nostra è una radio molto attiva su questo fronte. In qualunque momento del giorno o della notte inviate WhatsApp al 340 6709 659 e il primo speaker che va in onda ve li legge molto volentieri. Buongiorno a chi ci ascolta da casa. Il canale 252 del televisore si vede in tutta Italia se il vostro TV è collegato ad internet, altrimenti ci ascoltate soltanto, non vi perdete molto il faccione di Sammy Varinone. Buongiorno anche a chi va sul sito radiolibertà.net. La nostra è una radio che si ascolta, ma c'è anche la radiovisione, quindi potete guardarci, guardare ma non toccare, ma potete però sfiorare il vostro portafoglio approfittando che siete sul sito di Radio Libertà, cliccate sostienici e poi ci fate un versamento natalizio di qualunque entità per farci complimenti, per dire che siamo simpatici, belli magari no, ma simpatici sicuramente. Anche in posta, passate questa mattina, appena fa un po' più caldo, uscite a fare un girettino, conto corrente postale 37671294, lo so che è una tentazione che aumenta giorno per giorno, anche perché vi sto facendo un culo paro su questo fronte, e se ve lo dico vuol dire che abbiamo bisogno di un sostegno economico, mica della mancetta. Conto corrente postale 37671294, lo scrivete su quel modulo bianco, conto corrente postale 37671294 e lo intestate a Radio Libertà Milano. Ci scrivete la cifra, anche 5 euro, va benissimo. Siete in 500.000 in questo momento, pensate se ognuno di voi facesse un passo del genere per garantire un'informazione più libera a questa povera Italia. Cosa c'è da dire? Niente, basta, arrivederci, me ne vado. No, non è successo un granché, però oggi i giornali sono belli pregni, quasi volgare, Semmivarin, questo pregni. Prima però l'agenzia ANSA, che è sull'estero e sulla Siria, esecuzioni sommarie dei fedeli di Assad, Jolani, il mondo non deve temerci, è l'ora delle vendette dopo decenni di torture e stragi del regime, ma il leader islamista rassicura la comunità internazionale: non vogliamo altre guerre. E il leader rassicura quest'oggi sul Corriere della Sera. Il Corrierone oggi è: se comprate il Corrierone fate un affarone, perché intervista al-Bashir, il tagliagole gentile, come Lupo dei Lupi. Non c'entra proprio un cazzo con Lupo dei Lupi. Lupo dei Lupi era davvero simpatico. Questo non lo so se fa battute, adesso poi vi leggo l'intervista, ma oggi il Corrierone proprio un affarone, perché intervista anche Holbeck, il famoso scrittore, che ragazzi è di un'allegria. Cioè, dice che siamo completamente finiti, l'Europa è finita, ci sarà solo l'Islam, e sapete che vi dico, c'ha proprio ragione. Ma andiamo una cosa per volta, andiamo appunto sul Corriere della Sera. L'apertura è proprio con l'intervista al nuovo premier al-Bashir.
Cioè, guardalo in foto, sembra una persona normale e la scimitarra l'ha nascosta sotto il tavolo. Garantiremo i diritti di tutti, i profughi ritornino, ma non risponde su Iran e Russia. La prima intervista a un giornale occidentale di Mohammed al-Bashir, il nuovo premier ad interim della Siria. Le nostre casse sono vuote, il regime si è divorato da solo. Beh, tutte le belle auto che c'aveva l'Assad, cavolaccio. Andiamo su Repubblica, che oggi chiaramente è un po' invidiosa di questo colpaccio del Corriere, e apre con il tentato golpe nella Corea del Sud. L'ex ministro della difesa tenta il suicidio in carcere, nuovi arresti e perquisizioni. E poi, ma certamente non fa il paio con il Corriere, l'intervista a Conte. Prima delle elezioni, programma progressista o non saremo della partita. Quindi l'altro va, l'altro là al PD, sono ancora due partiti diversi, giusto? 5 Stelle e PD, e quindi state attenti, se no non ci mettiamo insieme. Se vi interessa, c'è anche l'intervista a Pina Picerno. In Europa, Movimento 5 Stelle in linea con Salvini, certi amori non finiscono, e questa è, direi, una notizia. In Europa 5 Stelle con Salvini, Picerno, lo scrivo perché giustamente questa è da notizia. Oggi per la cronaca abbiamo un fracco di ospiti, cioè sono già lì che sono già fuori, cioè ragazzi, tutti qui, tutti da Sammy Varini. Io non capisco sta roba. Allora, alle 8:45 la deputata della Lega Tiziana Nisini, alle 9 arriva il sottosegretario Alessandro Morelli, alle 11 abbiamo Silvia Sardone, poi subito dopo Giuseppe Brienza che intervista Alessandra Basso, ex europarlamentare e pezzo grosso del bolognese della Lega, e alle 11:30 il focus della Lombardia con il membro della Commissione Agricoltura e Foreste Riccardo Vitari. E ancora, signori, a mezzogiorno all'interno del Magna Magna avremo il Qui Parlamento con Gaetano Pizzimenti, cioè piatto ricco, micifico. Capite che le valiamo quelle 5 euro che vi chiedo, insomma, barboni, straccioni, però un piatto del genere quest'oggi chi ve lo prepara? Ah, non lo so io. E allora fatemi subito andare, vado subito a leggervi il quotidiano L'Unità. Perché ho scelto il quotidiano L'Unità? Perché L'Unità, nonostante non sia aggiornatissimo, perché comunque, sai, i quotidiani minori chiudono un po' prima, eccetera, dice una cosa che anche a me ieri mi ha lasciato un po' pensieroso. Europa e Italia incivili, scrive il quotidiano L'Unità, chiuse le porte ai profughi della Siria. Solo la Spagna socialista si dissocia. Le cose stanno già cambiando, ve lo dico, perché adesso forse l'Europa si sta un po' aprendo, eccetera. Però vi leggo l'editoriale di Piero Sansonetti. L'Italia ha annunciato che blocca le richieste di asilo per i profughi della Siria, cioè chiude la porta in faccia alle persone che fuggono dalla guerra, violando in modo spavaldo e dichiarato la nostra Costituzione, l'articolo 10, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il diritto internazionale e un certo numero di convenzioni che l'Italia ha firmato. Il governo italiano con questo provvedimento si mette fuori dalla legalità e lo fa senza nascondersi, anzi gloriandosene, scrive L'Unità. La Germania, l'Austria e poi anche la Francia, la Croazia, il Belgio, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Grecia e l'Inghilterra hanno fatto come l'Italia. Profughi raus! Lo diciamo in tedesco perché storicamente sembra la lingua più adatta. Solo la Spagna del socialista Sanchez ha detto che non negherà il diritto d'asilo. Vedete che la parola socialismo ha ancora un senso. Si fa pubblicità da solo L'Unità. L'Europa si mostra con questi provvedimenti molto al di sotto del limite della decenza e della civiltà. Ci spiega che l'Unione è solo un luogo commerciale di convenienze e che ha mantenuto tutta la ferocia del suo vecchio spirito coloniale, xenofobo e razzista. Mi ricordo quando ero bambino, è una canzone dei Rockets, io ricordo quando ero bambino, l'arrivo a Roma dei profughi ungheresi che fuggivano dall'invasione
l'invasione russa dal colpo di Stato. Il governo democristiano li accolse con tutti gli onori e moltissime case di italiani si aprirono. Davanti a casa mia c'era un campo di accoglienza. I miei genitori invitavano a pranzo gli ungheresi e succedeva in molte altre case. Era il 1956, ci eravamo appena liberati del fascismo ed eravamo gente civile, moderna. Siamo tornati a esprimere la parte peggiore, infame dell'anima europea. Beh, lui si ricorda del 56, ma qualche annetto prima con i profughi istriani non è che siamo stati molto gentili, eh? Va bene, comunque questo per dirvi, insomma, che la notizia che ha fatto pensare anche quel razzista di Sammy Varin dicendo ma scusa, c'è quel casino in Siria e noi chiudiamo le porte addirittura anche ai contratti in essere, nel senso che uno stava facendo i documenti eccetera per essere preso come profugo, blocchiamo tutto quanto? E non lo so io, dal punto di vista umano dici, però è chiaro che c'è un motivo, perché già noi prendiamo cani e porci da ogni parte del mondo e da lì adesso potrebbero arrivare davvero dei tagliagole con il macetino in tasca, incazzosi perché il loro premier è scappato in Russia e loro non possono andare in Russia, allora andiamo in Italia, che sono tutti cazzoni, ci danno da mangiare, da bere, eccetera. Il discorso potrebbe essere questo. Vabbè, se vi interessa, quest'oggi sul quotidiano L'Unità che sto pubblicizzando c'è l'intervista a Fausto Bertinotti, il profitto schiaccia il lavoro, cioè produce la morte. Alegher, ma lui è stato ad Atreio e si è gonfiato il petto dopo aver fatto un giro dai fascisti. Bando alle ciance, ci ritroviamo sui quotidiani normali, tra virgolette, ma chi è normale? Vannacciatamente siamo tutti un po' anormali. Avvenire apre con bombe antibombe. Sì, la guerra per prevenire la guerra, che è una cosa veramente, come dice, ma che cacchio stai facendo? Però magari questi israeliani hanno ragione e quindi bombardare tutto quanto per essere sicuri di far fuori tutti gli arsenali che erano di Assad. 300 raid aerei di Israele sulla Siria per distruggere i depositi di armamenti e la flotta. Il neo premier Bashir: sciogliamo i servizi segreti. Parolin: attendiamo parole di rispetto. Intanto Trump ha incontrato il vicario di Terra Santa e spinge per la pace in Medio Oriente, veglia di preghiera. Preghiamo insieme, diciamo, stoppati i primi licenziamenti, e questa è davvero una buona notizia. Stellantis rinnova i contratti. Sì, vabbè, per un anno soltanto, però qualcosa si sta muovendo e lo chiederemo naturalmente al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, che avremo ospite questa mattina alle ore 9. Mi sposto, volo sul Corriere della Sera, che appunto oggi fa lo scoopone intervistando al-Bashir, il nuovo premier siriano. La mia Siria apre ai profughi, ok? E forse è per quello che l'Europa chiude. Se la Siria apre, ma prenditeli te, ci mancherebbe, ritornano a casa e siamo anche contenti di questa cosa. Sbagliato associare l'Islam al terrorismo, noi in pace con chi non ha aiutato Assad, con quelli che hanno aiutato Assad gli fanno un culo quadro, e per quello che dico, forse abbiamo fatto bene a chiudere i confini per i siriani, perché arrivano da noi, ma tanto buttano via poi gli documenti eccetera, dicono che arrivano dall'Egitto, che non è un paese sicuro l'Egitto. Netanyahu: distrutta la loro marina. E naturalmente tra pochi istanti vi leggo l'intervista a Bashir, che sembra una brava persona davvero, ma non lo so io come riescono a imbrogliare bene. Naturalmente il disastro di Firenze, trovate le vittime, l'inchiesta sullo scoppio, ma soprattutto la classifica di politico, signori, la Meloni è la più potente tra i leader in Europa. La premier italiana Giorgia Meloni è stata nominata da Politico Europe la più potente nella classifica 2025 delle 28 personalità più influenti d'Europa. Von der Leyen tra i concreti, Rutte tra i sognatori. Di spalla, ma altrettanto importante oggi sul Corrierone, se avete qualche euro da buttare, in senso buono, da buttare nelle mani dell'edicolante, e da comprare il Corriere, perché c'è l'intervista
a Holbæk. 10 anni dopo Charlie Hebdo, vedo il suicidio dell'Occidente. Un'intervista assolutamente allegra e spensierata. In Francia, dice lo scrittore Holbæk, l'Islam avanza. Vedo in Occidente la volontà di scomparire. Sono passati quasi 10 anni dal primo degli attentati islamisti del 2025, quello a Charlie Hebdo, e quindi quasi 10 anni dall'uscita di Sottomissione, il romanzo protagonista, suo malgrado, di quella tragica giornata. E Macron dovrebbe dimettersi e poi tornare. Assurda la vicenda giudiziaria di Le Pen, sorpreso che non sia al potere. Holbæk, quest'oggi intervistato sul Corriere. Me ne vado? Vado all'interno? Giro, dai, giriamo signori. Ed eccolo qua, Mohamed al-Bashir. Garantiremo i diritti di tutti i popoli siriani, i profughi ritornino. Il neo premier ad interim, le nostre casse sono vuote, la sfida è ciclopica, una carta islamica? Chiariremo i dettagli nel processo costituente. L'inviato Andrea Nicastro scrive: c'è una foto a suo modo storica che mostra il passaggio di consegne morbido tra vecchio e nuovo regime in Siria. È stata scattata lunedì nell'atrio del palazzo governativo di Damasco. A sinistra è seduto il primo ministro nominato ancora da Assad, al centro c'è il capo dei ribelli al-Jolani e a destra il nuovo premier. Il primo è sbarbato, anziano, con un elegante completo azzurro, perfetto rappresentante di un regime laico che alla sua elite concedeva i lussi dell'Europa. Il secondo a barba lunga è una sorta di casacca militare color fango. È l'umiltà del potere disinteressato al denaro, virtù che l'Islam richiede ai governanti. Il terzo, anche lui la barba del devoto sunnita, non lunga come il capo, ma insomma. Il vestito invece è un impeccabile omaggio alle convenzioni dell'Occidente, completo in grigio ferro su camicia bianca, l'immagine della nuova Siria moderatamente islamica, barba e cravatta, insomma. 24 ore dopo, nello stesso atrio del governatorato, tutto marmi e richiami all'architettura califale, il primo ministro del governo di salvezza nazionale dà al Corriere la sua prima intervista a un medio occidentale. Si chiama Mohamed al-Bashir, ha 42 anni ed è il tecnocrate di punta del clan di Idlib, quello che per il momento ha vinto la rivoluzione. Nella provincia sotto assedio, zeppa di jihadisti, spie, avventurieri, al-Bashir è riuscito da sindaco a far funzionare i servizi pubblici, efficienza a mano armata, a mano ferma, scrive il Corriere, veramente. Per questo lo stratega del Comitato per la Liberazione del Levante, HTS in inglese, dobbiamo imparare questa sigla, HTS, al-Jolani, ha scelto lui e non il coordinatore dell'opposizione che se ne stava tranquillo a Doha. Primo ministro al-Bashir, è cominciata la transizione? Stamattina, ieri per chi legge, si sono presentati tutti gli ex ministri per cominciare il lavoro. Mancavano soltanto per ovvie ragioni quello dell'interno e della difesa, ma abbiamo rimediato con i direttori generali. Il clima è stato di collaborazione. Sappiamo di ereditare un'amministrazione elefantiaca tormentata dalla corruzione. In fondo il regime è divorato da solo, si è divorato da solo, ma nel frattempo la gente viveva male. Che finanze avete trovato? Nei forzieri ci sono solo sterline siriane che valgono poco o niente. Con $1 americano si comprano 35.000 nostre monete. Non abbiamo valuta estera e per quanto riguarda prestiti e obbligazioni stiamo ancora raccogliendo i dati. Quindi sì, finanziariamente siamo molto male. Siete in carica da meno 24 ore e resteremo solo fino a marzo 2025. Il debito è enorme, la sfida ciclopica, ma abbiamo l'esperienza di Idlib dove abbiamo avuto successo. Certo, una provincia non è il paese, eppure possiamo migliorare la Siria. Ci vorrà tempo, ma ce la faremo. Il capo del Comitato di Liberazione del Levante, al-Jolani, ha diramato 160 taglie per criminali di guerra del regime del presidente Assad. Con quali criteri sono stati selezionati? Li chiede il Corriere.
Corriere, si tratta di responsabili di crimini prima e durante la rivoluzione siriana del 2011. Stiamo parlando di persone che hanno fatto sparire migliaia di cittadini nelle prigioni per decenni. Un numero enorme di siriani sono stati perseguitati e arrestati durante la rivoluzione. In quella lista ci sono i responsabili del bagno di sangue. Si tratta di personaggi ben noti che hanno torturato e ucciso. Nella maggior parte dei casi le loro responsabilità sono documentate da istituzioni internazionali e organizzazioni non governative per i diritti umani. Molti sono anche sottoposti a sanzioni dai governi occidentali per grossolane violazioni dei diritti umani e crimini di guerra. Saranno giudicati secondo le leggi siriane correnti. E poi, naturalmente, questa super intervista prosegue, non ve la leggo tutta, altrimenti non lo comprate il Corriere, magari non lo comprate lo stesso. Però, signore, oggi ve l'ho detto, signore e signori, conviene oggi il Corrierone perché ha questa intervista assolutamente scoposa. Il nuovo corso, si scrive ancora a pagina 3 del Corriere, lista di proscrizione per i gerarchi del Rais, Israele distrugge l'arsenale di Assad. I comportamenti sbagliati di alcuni gruppi islamisti hanno portato molte persone ad associare i musulmani al terrorismo. Qui è ancora il leader siriano che parla e quindi siamo anche noi che sbagliamo a capire. Stamattina si sono presentati tutti i ministri, tranne ovviamente difesa interno, per cominciare il lavoro c'è collaborazione, e poi ancora le taglie. Stiamo parlando di persone che hanno fatto sparire migliaia di cittadini per decenni, prima e durante la rivoluzione del 2011. Infine, non abbiamo problemi con nessuno Stato, partito o setta che si sia tenuto lontano dal regime di Assad assetato di sangue. Così si presenta bene il nuovo leader siriano, il tagliagol gentile, dicevano ieri sul quotidiano Libero. E intanto, sempre sul Corrierone, in Francia l'Islam avanza, vedo in Occidente la volontà di scomparire. E qui naturalmente altra intervista scopposa, in questo caso con Holbeck. A 10 anni da Charlie Hebdo e dall'uscita di Sottomissione, Michel Houellebecq parla di sinistra, i trotskisti non sarebbero stati pro-Hamas, delle radici dell'estrema destra, non è Pétain, è l'Algeria, di Unione Europea e di autocensura. Anche questa intervista interessantissima. La mattina dell'attentato ero a France Inter, il giornalista mi ha rimproverato di esagerare il pericolo rappresentato dai musulmani. Certe persone sembrano nate per trovarsi in mezzo alla storia, per chi scrive libri è spaventoso. Così sul Corriere della Sera, e ancora ne ha chiaramente incentrata soprattutto sulla Francia questa intervista. Macron dovrebbe dimettersi e poi tornare. Le Pen, sorpreso che non sia al potere, assurda la sua vicenda giudiziaria. Questo è d'oggi, questo ed altro oggi sul Corriere della Sera. Mentre sto leggendo, sto sbirciando anche i vostri WhatsApp. Scrivete al 340 6709 659 perché tra 10 minuti comincio a leggerli. I vostri commenti alle notizie al 340 6709 659. E se fate i bravi, eccolo qua, il Fatto Quotidiano, non manca mai. Invade e bombarda. Erdogan, che fa le stesse cose, protesta. Siria, Bibi fa come se fosse a casa sua. 300 raid in 24 ore. Israele annuncia di avere distrutto la flotta e l'80% della forza militare di Damasco. Il turco chiama VDL e Meloni. Cosa rischia il premier imputato? Riparte il processo a Netanyahu, accusato di aver ricevuto regali per leggi e favori. Lui fa la vittima. Questa è la notizia principale del quotidiano Il Fatto Quotidiano, mentre ci
Tuffiamo a bomba sul quotidiano Il Giornale, che naturalmente parte con gli scioperi perché Salvini ha precettato, manovra chi guadagna. Insomma, l'avete capito, ogni venerdì è sempre una santa palla andare a lavorare, cioè già normalmente, certo, ma anche durante la settimana qualche problemino con i treni mi dicono che ci sia. Venerdì sicuramente qualche problema in più. Dico qualche, perché poi a sti scioperi generali abbiamo visto non è che ci azzeccano in molti e molti continuano ad andare tranquillamente a lavorare. È comunque ancora una volta scontro con i sindacati perché Matteo Salvini ha precettato e la serrata è stata ridotta a sole 4 ore. Dipendenti e aziende premiati dalle misure del governo. Ancora scontro tra sindacati e ministro Salvini con le sigle che insistono sull'ennesimo sciopero previsto da domani sera a venerdì e il leghista che promette di ridurlo a 4 ore per limitare i disagi per gli italiani in un weekend prenatalizio. Intanto tra flat tax, IRES e bonus, ecco chi ci guadagna dalle ultime modifiche alla manovra. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale e tra le segnalazioni in prima pagina il dovere della trasparenza, Rami, i carabinieri e lo spettro della bugia di Marco Zucchetti e poi analfabetismo funzionale, un italiano su 3 legge ma non capisce. E io non darei proprio sempre la colpa agli italiani, perché un po' troppo spesso qui si fanno troppo i fighi quando si scrive solo per una certa elite, per farsi capire solo da quei 2 o 3 giornalisti che devono leggere e degli altri ce ne freghiamo altamente. Restiamo sul quotidiano Il Giornale perché è uscita la classifica e voilà! Riconoscimento alla Meloni, è la più potente d'Europa. Politico.eu ha scelto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come la persona più potente d'Europa nella sua classifica 2025. Il quotidiano statunitense sottolinea che in meno di un decennio la leader del partito di destra Fratelli d'Italia è stata eletta primo ministro d'Italia ed è riuscita ad affermarsi come una figura con cui Bruxelles e ora Washington possono fare affari. Dalla sua elezione nel 2022 il primo ministro italiano ha introdotto politiche su questioni come l'immigrazione. Così il quotidiano Il Giornale che sfruttiamo già che ce l'abbiamo in mano per andare a pagina 8. Guarda qua, vergogna, vergogna, ma tanto ce l'aspettavamo. L'avete visto anche in televisione? Il Leoncavallo, farsa Leoncavallo, 102 sfratti a vuoto, scrive Marta Bravi sul giornale. Il centro sociale è abusivo da 30 anni. Presidio antisgombero ed ennesimo rinvio. Pensate, è iniziato nel 1994 il caso del centro sociale Leonca e non è ancora finito. E con questo siamo a 102 ingiunzioni di sgombero dal 94, da quando il centro sociale autogestito Leoncavallo sta in via Watteau al 7. Circa 300 militanti dell'area milanese si sono radunati ieri mattina dalle 9 in presidio rispondendo all'accorato appello lanciato dagli autonomi per difendere i luoghi del pensiero critico, della solidarietà, salvaguardare spazi che danno vita e significato alle nostre comunità. Ci ritroviamo il 10 dicembre per opporci allo sfratto del Leoncavallo. Martedì occorre essere tutti, con l'asterisco, fisicamente al Leoncavallo. Tra i presenti esponenti dei collettivi, ragazzi di Lobo Sound, di Cantiere, le storiche rappresentanti dell'associazione Mamma Antifasciste e non c'era la Salis, no, non c'era in Europa la Salis deve lavorare, scusami. Va bene, questo per dirvi, insomma, come siamo messi. Altra domandina da fare magari ad Alessandro Morelli alle ore 9, che ne dite? Abbiamo il sottosegretario di Stato alle 9 qui, mi fate un whatsappino al 340 6709 659 con la domanda che vorreste fargli. Intanto io vado su QN, quotidiano nazionale, il resto del Carlino, che parte con Stellantis, salvi i posti dell'indotto. Ed è, ripeto, forse l'unica bella notizia della giornata. Rinnovata la commessa con Trasnova che ritira i licenziamenti, il gruppo investe in una gigafactory di batterie al litio in Spagna
e anche questa potrebbe essere una buona notizia. E uno dice: ma perché in Spagna e non in Italia? Bando alle ciance, anatomia di una strage, il titolo in centropagina, Calenzano, le vittime sono 5, le indagini puntano su un guasto all'impianto. E poi intervista a Ferrari, dirigente Ispra, pochi controlli, solo 6 ispettori per tutta l'Italia. All'interno di QN e si ritorna con ste menate sul fascismo e che palle, la polemica politica questa volta in Piemonte, l'ossessione del fascismo a Natale, la scritta ricorda la 10ª Mass, ma sono solo auguri di cattivo gusto, scrive QN. A Biella, in Pazza da giorni, un dibattito surreale su un presunto omaggio alla Repubblica di Salò, luci piazzate davanti a un'ex caserma SS, ma soprattutto che oggi è la sede dell'ANPI, la sinistra protesta, il sindaco di Fratelli d'Italia attacca la vanità dei salotti e guardate qua che bella, Mary Xmas, con la X, chiaramente roba gravissima che non bisogna fare, è un dispettuccio magari, perché è la sede dell'ANPI. Avanti, avanti con le notizie, signori, siamo sul quotidiano Il Tempo, richiedete il vostro quotidiano preferito, cosa desiderate? 3406709 tra poco leggo anche i vostri quotidiani. Sono fermo sulla prima pagina del quotidiano Il Tempo, perché mi fermo? Perché c'è la pausa musicale con Raffaele Argentieri e un bellissimo pezzo natalizio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ma che bello, ma che bello, sono ritornato bambino, piccolino, ma abbassami il microfono che non ci arrivo, sono diventato piccolo piccolo. E questa è la storica o Tannenbaum, Raffaele Argentieri, il nostro pianista autodidatta, ci propone meditazioni stupende che ci portano indietro nel tempo dalla sua raccolta Melodie al pianoforte, forse il canto tradizionale tedesco più famoso nel mondo. Noi l'avevamo tradotto con Pino Bell, oh Pino Bell, oh Pino Bell, ricordate? Nuova generazione naturalmente non sa di cosa stia parlando. Grazie a Raffaele Argentieri per questo momento positivo, e ce ne vogliono, dai, abbiamo bisogno di momenti positivi per creare una bella atmosfera natalizia. E attenzione, perché Sammy Varin nel corso della mattinata vi elencherà anche qualche appuntamento natalizio dove stare insieme, dove ricreare una bella atmosfera. Siamo un po' tutti a caccia di questa cosa, perché ci sembra che stiamo andando verso situazioni, ci fanno il paiolo, scriviamo Merry Christmas con la X, è la solita storia, adesso scoppierà e non è ancora scoppiata, ma di sicuro, è perché abbiamo fatto il presepio, non bisogna più fare il presepio, quelle storie lì. Alla fin fine, che si fa nei giorni di Natale o comunque per ritrovare un'atmosfera natalizia? Si scappa via da qualche parte dove effettivamente hanno ancora questo spirito, ed è il mio consiglio potentissimo. Anche magari in qualche piccola località dove ci sono mercatini di Natale, dove veramente nel piccolo si ritrova l'emozione, e avremo modo di suggerirvene qualcuna, grazie naturalmente a voi ascoltatori che ci scrivete alla grande qui al 340 6709 659 e ci date voi stessi delle buone dritte da lanciare su queste frequenze. A proposito di cose da lanciare, quello lì, mi sono aperto i WhatsApp al 340 6709 659 e voilà, arrivano già i soldi, stavo dicendo, no, le meditazioni, ma questo è uno che ha scritto un WhatsApp parlando di soldi pubblici. Che bello, bonus 110%, cassa integrazioni, non è bastata l'Italia, e poi si dice che per ospedali, pensioni i soldi non ci sono, però per guerre e sperperi quelli ci sono. Lo so, è sempre Ferdinando che butta il suo voto nel cesso, caro Ferdinando, e facci pubblicità a questa cosa se ti piace. Fate come Ferdinando, buttate il vostro voto nel cesso e vincerà sempre il PD. Siate felici. Ferdinando c'ha in mano proprio la bottiglia, però non è di plastica, è proprio di vetro, e se la sbatte in mezzo alle gambe. Ferdinando, e se ti piace fallo, però sinceramente fare tutta questa pubblicità per non votare più, poi lo sai come va a finire, lo sai molto bene come va a finire. Tu dici, perché invece se voti magari c'è un po' più speranza. No, l'ho detto, scusate. Perché oggi c'è davvero speranza, signori. Poi ve lo leggo, ma tenetevi forte, c'è speranza su Repubblica. Già, perché a ogni azione corrisponde una reazione, e oggi su gran parte dei quotidiani ci sono le interviste ai vari virologi che si stracciano le vesti contro voi Novax, vergognosi, vecchietti che non avete fatto la terza dose di vaccino, magari anche la quarta, Lo sapete, con le multe è finita bene, anche se per chi effettivamente le ha pagate per il momento non si parla di avere indietro i soldini. E brava Meloni, la più potente d'Europa, e ora pensa all'Italia, scrive Maurizio. Bravo Maurizio, effettivamente. Ciao Sammy, ti faccio i complimenti per la tua rassegna stampa a tutto jet, apprezzo la tua notevole capacità tecnica, ma anche perché è ovvio che castigat ridendo mores. Joe, mi parli una lingua a me sconosciuta, insomma, io so qualche declinazione del latino. Comunque grazie, sinceramente, lo sapete, non è una rassegna stampa, è un gigantesco imbroglio questa trasmissione, ma non ditelo in giro, uno pensa ancora che sia una rassegna stampa. Mandiamo i profughi siriani in Ucraina che si sta depopolando, non scherziamo. Qualcuno
qualcuno dica a Sansonetti di ospitarne qualcuno a casa sua di profugo, visto che è così generoso e che guadagna bene ed è sicuro del loro comportamento. Sì, sicuramente sono tutte brave persone. L'iniziativa personale non credo sia ostacolata da nessuno, ci scrive Joe. Ancora Gianluca, a mio parere il caso delle indagini sui carabinieri del caso Rami zona Corvetto a Milano, averlo reso pubblico rientra in un progetto, non si sa bene voluto da chi, di destabilizzare l'ordine sociale in Italia. Lo dico perché da troppo tempo sento episodi in cui servizi deviati di giudici e stampa intervengono per pubblicizzare fatti e remare contro per creare zizzania e odio sociale. Saluti da Gianluca e Gianluca è proprio così, anche perché abbiamo visto anche episodi di dossieraggio un po' strani. Israele non è invasore, media schiavi fanno solo propaganda e lavaggio del cervello. Sono stanco di essere un occidentale, scrive Raul. E sta comunque pompando molto questa polemica, soprattutto sui social vengono diffusi dei filmati veramente gravi di bombardamenti nelle zone, sapete bene, quelle dove ci sono tanti bambini che muoiono e non capiamo il motivo perché questo debba accadere, debba continuamente accadere. Ancora WhatsApp 340 6709 659 Italia Gole siriani tutti a casa di Sansonetti, ma poverino Marco. Holbeck for president, Leoncavallo autogestito con quali soldi? Li stampano di notte? Ci deve essere per forza qualche comunista al caviale o per hobby che li foraggia, non di certo gli straccioni che dicono di proteggere. Sì, è da tanti anni che riceve sti soldini, Sammy, voto Salvini e poi mi trovo nel governo Draghi, Mauro da Iseo, Mauro non portare sfiga. Buondì Sammy, hai saputo che sulle schedine del Totocalcio vogliono eliminare la X del pareggio perché richiama la 10ª mas fascista? Valentino, non dagli quelle idee. Multe, Sammy, io la terza dose la feci perché obbligato per vedere mia mamma in RSA, ma avevo già capito che non funzionava bene quel siero. Un obbrobrio, l'obbligo di assumere un farmaco. Mai più. Bene hanno fatto a non pagare le multe. È vero Silvio, abbiamo tutti capito che c'era qualcosa di strano, meglio farlo, abbiamo detto, male non dovrebbe fare e a molti ha fatto male e ognuno di noi diciamo che non è più lo stesso dopo quel vaccino e qualcuno ha avuto gravi problemi, anche il sottoscritto, un cancrettino all'intestino che speriamo di avere tolto e prima non c'era e che è chiaro ti rimane il dubbio, dice ma è arrivato dopo la seconda dose e c'era già prima, ma forse ha risvegliato qualche cosa che c'era e gli ha dato un po' di sveglia. Tacciamo di infinite cose, però naturalmente un abbraccio a tutti coloro che rimarranno con questo dubbio, a coloro soprattutto veramente che non ci sono più e rimarrà il dubbio. E se arrivava prima il vaccino si sarebbero salvati, se inizialmente le cure fossero state davvero appropriate si sarebbero salvati, se fossero state fatte le autopsie che non si potevano fare, perché vuoi fare l'autopsia a uno che è morto di Covid, esce fuori il mostro, capite che questi sono dubbi che nessuno ci ha ancora raccontato, ma tra poco vi leggo l'intervista di Speranza, state tranquilli. Intanto il tempo che dedica la prima pagina, al centro pagina alla crisi dell'automotive, il fuggitivo spiega, altro che interesse per l'Italia, Stellantis salva per 12 mesi gli operai Transnova, ma investe miliardi in Spagna per il megapolo delle batterie benedetto da Sanchez. Le batterie siano sempre benedette perché senza batterie non andiamo più da nessuna parte, però uno si chiede perché Stellantis investe nel megapolo in Spagna e non qui in Italia. In Italia il sito a Termoli è fermo da anni. L'intervista a Marsilio, il nostro paese non sia escluso, e adesso che ha parlato Marsilio certamente di spalla, caos trasporti, Salvini precetta lo sciopero solo per 4 ore, non si può fermare l'Italia. Mi dite un attimo se siete d'accordo su sta roba degli scioperi? Io non lo so, sono un po' deficiente nel verbo latino deficior, chiaramente, ma
Mai come adesso ci sono scioperi sempre il venerdì e questo l'abbiamo capito, ma non è che stiamo un po' esagerando? Alla fine la precettazione è arrivata. Il vice premier Salvini ha ridotto lo sciopero dei trasporti di venerdì a sole 4 ore. L'Italia non si può bloccare, ma bada bene, attenzione perché i sindacati hanno idea di farlo ugualmente per tutto il tempo che vogliono. Mi scrivete un vostro pensiero? 0292947222, il numero per la diretta e lo apriremo più avanti nel corso della mattinata. Il numero per il WhatsApp è 340 6709 659. Voglio davvero un vostro parere sulla situazione scioperi. È importante per me per capire, perché voi siete i cittadini italiani, nord, centro, sud, e molti di voi hanno come unico mezzo disponibile proprio il treno, ma lo sciopero è generale, riguarda tutti i comparti, poi per fortuna quasi nessuno lo fa. Quasi. Meloni, leader dell'anno, la premier italiana la più potente d'Europa. E naturalmente i complimenti a lei. C'è anche il tempo di Osho che scherza su Cerbero, il nuovo macchinario per dare la multa a Roma. Cerbero manda in tilt il comune, ma da oggi fioccano le multe. E il capo del comune di Roma che dice: senti, faccio prima dive chi ha parcheggiato bene. Praticamente pare che Cerbero abbia qualche problemino. Sì, è questo apparecchio che rileva se avete parcheggiato male la macchina, e anche a Milano, devo dire, non siamo proprio un'eccellenza. Naturalmente sul quotidiano Il Tempo anche l'inseguimento a Milano di Rami, l'Italia che accoglie i criminali e poi condanna i carabinieri. Un saluto per il compleanno di Morandi, a 80 anni vado ancora a 100 all'ora. Siamo un po' tutti invidiosi della sua carriera sicuramente, ma soprattutto che 80 anni è veramente figo. All'interno del quotidiano Il Tempo, ma quale Italia? Stellantis fugge e investe in Spagna, Sanchez benedice. Elkann da una parte blocca i licenziamenti della Trasnova, poi crea il megapolo per le batterie. Per Termoli solo parole. E questa è la verità. Poi chiaro, è la notizia buona che i nostri operai ancora per un anno possono lavorare, ma ti immagini con quale sensazione in corpo. L'intervista a Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, proprio dove si trova lo stabilimento di Atessa. Inaccettabile escludere l'Italia da progetti strategici, ma ora salvare i posti si può. Il governatore, la transizione, evitare traumi sociali e occupazionali. Così il quotidiano Il Tempo, che ne ha naturalmente anche per lo sciopero. Braccio di ferro a pagina 4, Salvini blocca lo sciopero, solo 4 ore di stop nei trasporti, non si può fermare l'Italia, dice Salvini. Ridotta la durata, ma il sindacato USB dice che non la rispetterà. Il leader della Lega, diritto sacrosanto, ma non prima di Natale. Ditemi il vostro pensiero al 340 6709 659. Conquistate con Salvini o con il sindacato USB che dice che non rispetterà la decisione di Salvini? Tan da da dan. Sono su Repubblica, signori, pericolosamente su Repubblica, che oggi titola Siria, blitz di Israele, Erdogan attacca, centinaia di raid di Israele hanno distrutto l'arsenale militare siriano con l'obiettivo dichiarato da Netanyahu che non finisca nelle mani dei jihadisti saliti al potere a Damasco dopo la fuga di Bashar al-Assad, un'operazione che il presidente turco Erdogan ha definito in una telefonata con la premier Meloni un'aggressione che non contribuisce alla stabilità dell'Europa. In centropagina naturalmente su Repubblica, morti sul lavoro, le accuse dopo la strage, procedure di sicurezza ignorate, la procura indaga per disastro, l'incidente è stato originato da condotte scellerate, perquisizioni nella sede della società che stava facendo la manutenzione al deposito, l'ENI, prematuro stabilire le cause. Intanto avete sentito, sono stati ritrovati tutti i corpi, le vittime sono 5. L'accordo, Stellantis proroga le commesse, stop licenziamenti nell'indotto.
Sempre sul quotidiano Repubblica di spalla, intervista a Roberto Burioni. Ale, Novax, mi sentite? CQ, multe azzerate, una scelta contro la scienza. Il governo ha annullato le sanzioni per chi non ha rispettato l'obbligo vaccinale contro il Covid. Perché è stata presa questa decisione? Ragioniamo prima sui dati scientifici. Si potrebbe pensare che il governo abbia preso questa decisione perché si è riconosciuto a posteriori che rifiutare la vaccinazione è stata una scelta giusta. Si potrebbe trarre questa conclusione se il vaccino si fosse dimostrato nel tempo poco sicuro o poco efficace. Entrambe queste due motivazioni non reggono alla prova dei fatti. Il vaccino a mRNA contro il Covid, questo era in uso al momento dell'obbligo, dopo quasi 4 anni di utilizzo e miliardi di dosi somministrate sotto diretto controllo medico, si è confermato essere il farmaco più sicuro esistente sulla Terra. Gli effetti collaterali sono rarissimi e lievi. La sicurezza del vaccino non è un'opinione, è un dato di fatto oggettivo. L'irresponsabile narrazione antiscientifica che racconta di malori improvvisi, tumori, ictus e altre gravi malattie provocate dalla vaccinazione è completamente falsa e priva di qualunque riscontro nella realtà. Una bugia pericolosissima volta a generare panico e sfiducia nella scienza. Il vaccino dunque è sicuro e non può essere questa la ragione per cui le multe sono state annullate. E perché mai sono state annullate? Siamo su Repubblica, per la cronaca, se oggi volete fare un regalone al vostro vicino di casa che si è fatto tutti i vaccini possibili o invece a quello Novax, bello tosto, ragazzi, a pagina dove sono 13, multe Covid, medici in rivolta, stop diseducativo e polemico. Salvini difende il provvedimento, ma Fontana dice chi pagò ora sembra fesso, nel senso che chi ha pagato la multa e adesso non gli ridanno i soldi. Calma Fontana, calma. Ronzulli chiude il dietrofront, norma inaccettabile. La Schlein, ammiccano a chi viola le regole, ammiccano. È chiaro, l'aspettavate, lo so che siete lì con il biscottino in mano, puccio o non puccio, pucciate. Io vi leggo l'intervista di Speranza. Ai Novax regalano un condono, il governo offende le vittime del virus. Intervistato da Giovanna Casadia, un regalo ai Novax di quanto? Almeno 100 milioni. Roberto Speranza calcola ad occhio. La misura che il governo ha inserito nel milleproroghe, la sospensione della multa da 100 euro, lo indigna. Speranza è stato il ministro della salute durante il Covid, nel momento più difficile per la sanità pubblica. Quando la tempesta è passata e la stagione politica è cambiata, ha continuato a ricevere minacce. Lui, deputato PD, testardamente continua a spiegare le ragioni di quelle scelte sanitarie e di governo. L'ex ministro sta girando l'Italia unendo iniziative di partito e presentazioni del suo libro Perché guariremo, che qualcuno se l'è anche comprato sto libro, vi ricordate, fin dai primi giorni, poi era stato ritirato. Speranza, sospendere le multe del Novax equivale a screditare le scelte fatte nel pieno della pandemia da lei, all'epoca ministro della salute, e dal premier di allora Giuseppe Conte. Che ne dica il governo, quella è una storia che non si può riscrivere, dice Speranza. Ma come giudica la concessione fatta a chi rifiutò il vaccino? Quello che sta facendo oggi il governo di Giorgia Meloni sui vaccini è un condono, né più né meno. Come tutti i condoni è un messaggio sbagliato ed è offensivo per chi quelle regole ha rispettato. Offende chi è stato vittima della pandemia. Inoltre la destra toglie risorse alla sanità che ne avrebbe un assoluto bisogno, la solita litania. Era indispensabile in un momento di difficoltà di cassa per lo Stato usare risorse per coprire lo sconto nel milleproroghe a chi aveva un obbligo vaccinale e non l'ha rispettato? Risponde Speranza, evidentemente l'ennesima prova di un governo che strizza l'occhiolino ai Novax. Mancano le risorse per la sanità, ma si sceglie di accarezzare i Novax per il verso del pelo a qualsiasi costo.
Sto guardando il mio pelo, in che verso va? Vi sentite accarezzati sul pelo? Lo dice Speranza. È un regalo che può valere fino a 150 milioni? Non è un calcolo ancora certo, ma molto probabile. Nel momento in cui sono indispensabili maggiori risorse per la sanità pubblica, la destra pensa invece a coltivare il proprio elettorato con questo regalo antivaccini. Ancora, ma continua a dirlo. E lo fa, ripeto, senza tenere conto, si sta ripetendo, dei bisogni del paese e della salute degli italiani. Quando noi abbiamo scelto di intraprendere la campagna vaccinale, l'obbligo del vaccino per il personale sanitario, i fragili, le persone a rischio, gli over 50, alcune altre categorie, mentre infuriava la pandemia, lo abbiamo fatto per salvare la vita delle persone. Sono state misure salvavita. Decisione che è stata efficace, chiede Repubblica Speranza. L'Istituto Superiore di Sanità, non io, ha stimato che in un solo anno, durante la pandemia di Covid, 150.000 persone in Italia hanno avuto salva la vita grazie all'innalzamento del tasso vaccinale. Alzare il tasso di vaccinazione ha significato salvare la vita dei cittadini. D'altra parte Meloni segue Trump, che ha indicato Robert Kennedy Jr. a ministro della Sanità. Ben 75 premi Nobel hanno scritto una lettera contro quella nomina, perché non è accettabile che occupare un posto di scienza sia un antiscientifico quale Kennedy Jr. La strategia anti-Covid, così come fu decisa nel 20 e 21, la rivendica in pieno. Ha ricordato spesso che ci furono momenti difficili per le scelte da fare, dal lockdown ai vaccini. Si è pentito? Mai, risponde Speranza. Nella scia di polemiche più recenti attorno al Covid ci sono anche le indicazioni della destra sulle nomine in commissione d'inchiesta. Tutto si tiene? Risponde Speranza. Sono stati indicati dalla destra come consulenti per la commissione parlamentare sul Covid Vanni Fraiese, Novax dichiarato, e Alberto Donzelli, anche lui contrario ai vaccini. Questa è l'intervista, ci aspettavamo qualcosa di più sinceramente, a Roberto Speranza da parte del quotidiano Repubblica. Che ne pensate? Mamma mia, ho paura ad aprire la macchinetta dei WhatsApp. Inviate il vostro commento al 340 6709 659. E intanto, già che sono su Repubblica, ma adesso scappo via, vi ricordo anche certamente la polemica sui carabinieri. Rami, carabinieri perquisiti, i loro cellulari sotto sequestro, caccia al video fantasma. Domani interrogato l'amico 22enne che guidava lo scooter durante l'inseguimento. E naturalmente su questo argomento ci torniamo. E al corvetto torna la rabbia. Nessuna vendetta, ma basta bugie. Il racconto su Repubblica a pagina 23. Viaggio nel quartiere ex operaio dove Milano è solo un bagliore lontano. Qui è meglio che per un po' gli sbirri non vengano. Chiaramente, se avete in mano Repubblica, è da leggere il racconto e come viene raccontato, grazie a Brunella Giovara, la zona Corvetto di Milano, che poi in fotocopia la zona di molte grandi città, ma purtroppo anche piccole città oggigiorno. Ancora giornali, ancora quotidiani, certo, me lo state richiedendo, vado sulla Verità, ma prima volevo anche, visto che parlavamo di vaccini, insomma, c'è la Stampa, c'è la sorellina, c'è la Repubblica, la sorellina La Stampa, vedremo quale delle due resterà, perché non c'è proprio un'aria buonissima da quelle parti. A pagina 11 il quotidiano La Stampa intervista Fabrizio Pregliasco. Il condono per i Novax del Covid è figlio di una cultura antiscientifica. Il virologo dice: il governo ha deciso di premiare chi ha esposto a rischi il resto della popolazione. Quando i vaccini riducono o eliminano il problema, molti credono siano superflui. Neanche per la commissione d'inchiesta, che si è concentrata solo sulle misure adottate, non sulla scienza.
E devo dire, all'interno di questo paginone ci sono anche 2 righe date dal presidente della Camera Fontana, che raramente parla. Il mio fratello gemello, l'avevo soprannominato quando è stato eletto, perché io e lui la pensiamo identicamente su molte cose. Poi, quando ha raggiunto una carica dello Stato così importante, da quel giorno ha parlato poco o niente. Ci sarà anche un motivo, perché gli erano saltati addosso lo stesso giorno dell'elezione, perché aveva dei pensieri che non piacevano alla sinistra. Medici in rivolta contro la decisione. Il presidente della Camera Fontana: passano per fessi quelli che hanno pagato. Medici in rivolta dopo il condono delle multe ai Novax che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale. La misura è stata inserita nel decreto mille proroghe approvato lunedì in Consiglio dei Ministri, ma anche la politica ha sollevato dubbi, e non solo nell'opposizione. A me non è mai piaciuto che ci fosse una multa per una questione di vaccinazione. È vero anche che in quel momento era importante che tutte le persone fossero sensibilizzate, perché era un momento veramente drammatico. Chi quella multa l'ha pagata per una questione di onestà adesso fa la figura del fesso, e questo non è bello, ha affermato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. E Maria Elena Boschi di Italia Viva tuona contro il governo, che per qualche voto in più umilia i cittadini per bene e la memoria di chi non c'è più. Per Riccardo Maggi di Più Europa, un provvedimento pericoloso, un modo per strizzare l'occhio a complottisti Novax e negazionisti. Li ha citati tutti, mancano i terrapiattisti, ma li salutiamo caramente. Che ne pensate, popolo di Radio Libertà? Dai, scrivetemi qualcosa. 340 6709 659, il numero per i vostri WhatsApp. Anche se state per spegnere la radio perché arrivate sul posto di lavoro, tranquilli, trovate poi tutto sul nostro sito radiolibertà.net. Nella sezione podcast potete riascoltare questa trasmissione, che poi va pure in replica la sera dalle 20 alle 21, il meglio ma anche il peggio di quello che trovate in questa rassegna stampa. C'ho in mano il quotidiano La Verità, il più richiesto certamente, che come titolo iniziale all'articolo di Francesco Borgonovo: non imparano mai, è ripartita la caccia ai non vaccinati. Le multe cancellate, un atto di giustizia, fanno venire la bava alla bocca ai vari Burioni, Boschi e Ronzulli. Chiaramente, come dicevamo, lo dice anche Borgonovo, purtroppo l'opera non è completa, manca ancora un passaggio non secondario: la cancellazione delle sanzioni. A differenza di quanto sembrava sulle prime, ancora non è avvenuta. Sempre il quotidiano La Verità: altro schiaffo mentre vengono licenziati centinaia di operai. Elkan fa il deserto in Italia, poi va a produrre in Spagna. Stellantis annuncia che in collaborazione con i cinesi farà nascere una gigafactory da 4 miliardi a Saragozza, oltre 3.000 posti di lavoro, e potenzierà quella francese. Di quella di Termoli invece si sono perse le tracce. Ancora sul quotidiano La Verità: super bonus pure ai Castelli, 35 anni per parare il colpo. L'impietosa analisi della Corte dei Conti peggiora le stime dei danni causati dal provvedimento imposto dai 5 Stelle. Anche su altri quotidiani la notizia: violenze, 4 anni al filosofo che spaccò gli Intello. Caffo è stato il pomo della discordia, ora la condanna. Io colpito per educarne 1000. Ed è ora di pausa, signori. Il meteo a Cerbis e la canzone indipendente. Quest'oggi un grande pezzo nuovissimo di Davide De Marinis con una giovane artista che si chiama Neve. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Tempo in miglioramento sul nostro paese, nonostante soffino ancora venti abbastanza freddi, temperature invariate. Nella prima parte della giornata poche nubi da nord a sud, anche se avremo qualche addensamento sulle regioni centrali e sulla Calabria, aree dove potrebbero verificarsi dei fenomeni. Nel pomeriggio nuvolosità e qualche pioggia sostanzialmente sui medesimi settori, fenomeni tuttavia sempre più rari. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao amici di Radio Libertà, sono Davide De Marinis e ovviamente Radio Libertà è una radio troppo bella, troppo bella, troppo bella. E oggi sono qui per presentarvi la nostra nuova canzone Avatar, Neve featuring Davide De Marinis, e ovviamente per farvi i nostri migliori auguri di buone feste, buon Natale, buon anno, buona vita, buon tutto. Un grande abbraccio dal vostro Davide De Marinis. Vai con Avatar.
È dolcissima questa canzone, la nuova di Davide De Marinis, in realtà è la nuova di Neve, la giovane artista Neve, con questo pezzo intitolato Avatar. Lei è Valentina Nassano, in arte Neve, giovane artista ligure, e pure lei ci manda un saluto. Senti. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, sono Neve ed è uscito il mio nuovo singolo Avatar in feat con Davide De Marinis. È stata un'esperienza davvero fantastica, per me è un grande onore e spero davvero che questo singolo possa arrivare al cuore di tutti voi. Non perdetevelo online su tutte le piattaforme digitali e con il video ufficiale su YouTube. Buon ascolto! Ma grazie, Neve, la nuova canzone con Davide De Marinis si chiama Avatar, un incoraggiamento ad amare se stessi e gli altri, perché ci ritroviamo tutti sotto lo stesso cielo. Con il buongiorno ci ritroviamo tutti qui su Radio Libertà, la voce di Sammy Varina alle 8.39, ma buongiorno anche e buonasera a chi ci ascolta in replica dalle 20 alle 21 e poi sul sito radiolibertà.net il podcast con tutte le trasmissioni. Che facciamo? Sifogliamo? No, sto dando un'occhiata se ci sono ultime notizie. Chiaramente il sito del Corriere è bloccato sullo scopone che ha fatto quest'oggi, l'intervista con il nuovo leader della Siria al-Bashir. Garantiremo i diritti di tutti, tornino i profughi, di qua non li vogliamo e quindi ritornino, ma non risponde su Iran e Russia. Il sito di Repubblica invece apre con la Corea del Sud, l'ex ministro della difesa tenta il suicidio in carcere, nuovi arresti e perquisizioni, e poi Mosca, Assad trasferito al sicuro, l'Iran, terroristi si preparano ad attaccare l'Iraq. Ci spostiamo nuovamente sui vostri WhatsApp, ne leggo 222 proprio perché c'ho voglia. Sansonetti sull'Unità quest'oggi è il solito comunista che fa il frocio col culo degli italiani, nel senso buono, non offendiamo nessuno, però ci va giù pesante certamente oggi l'Unità, e magari c'ha pure ragione sul fatto che l'Europa abbia bloccato le entrate di profughi dalla Siria. Perché la Siria è un paese sicuro? Punto di domanda. Ma le agevolazioni date alla Spagna portano a circa 300 milioni le risorse pubbliche ottenute da Stellantis, tra sovvenzioni dirette 272 e prestiti 26 milioni per realizzare una fabbrica. Inoltre l'elettricità costa il 50% in meno. Dove faresti tu la fabbrica? Ci scrive Christian da Verona. Bravo Christian, ma adesso ci rituffiamo sui quotidiani. Il quotidiano La Stampa all'interno c'ha un bel servizione sui profughi siriani. Giravolta UE, via libera di Bruxelles agli stati per congelare l'esame delle richieste d'asilo. Il G7 verso il riconoscimento dei ribelli per spingere il ritorno a Damasco. Kaja Kallas, dobbiamo supportare il paese in modo che vada nella giusta direzione e i rifugiati possano tornare. Il reportage 8 e 9 del quotidiano La Stampa. Non siamo pacchi postali, a Berlino abbiamo una vita. Viaggio nei quartieri della capitale, tra la comunità siriana più grande d'Europa, la gioia per la caduta del regime e, come per i tedeschi, il crollo del muro. Questo ed altro sul quotidiano La Stampa. Sapete anche cosa intendo per ed altro, l'intervista a Fabrizio Pregliasco. Ma ci rituffiamo, dicevamo, sul quotidiano La Verità, perché a pagina 7 del quotidiano La Verità, e si dice davvero la verità con Paolo Del Debbio, macigno super bonus per 35 anni. La Corte dei Conti seppellisce definitivamente la misura grillina. I costi che schiacciano il bilancio pubblico non sono compensati da benefici. Ci vorranno decenni per chiudere il buco. Tutto da leggere questo articolo di Paolo Del Debbio sul quotidiano La Verità. Altro articolo minore ma che interessa molta gente, siamo sempre sul quotidiano La Verità, questa volta a pagina 9, Gianluca Baldini scrive: scongiurata la stangata sulle cripto,
come proposto dalla Lega, la tassa sui bitcoin non subirà un'impennata. Slitta il taglio dell'IRPEF, via libera allo sconto IRES, ipotesi nuovo balzello per banche e assicurazioni. Insomma, alla fine, scrive Baldini sulla Verità, la Lega ha vinto la sua battaglia sulle plusvalenze da criptovalute, non ci sarà alcuna stangata all'interno della prossima manovra. Lo fanno sapere attraverso una nota congiunta i due deputati della Lega, Giulio Centemero e Federico Freni. Nessuna stangata sulle criptovalute grazie all'impegno e al lavoro della Lega. L'aumento della tassazione previsto nella manovra sarà sensibilmente ridotto durante l'iter parlamentare, fanno sapere. Fin dall'inizio abbiamo sostenuto la necessità di correggere la disposizione che aumenta dal 26 a 42% l'aliquota sulle plusvalenze e gli altri proventi realizzati con il rimborso o la cessione di criptoattività non inferiori a 2.000 euro. Questo l'articolone che campeggia sul quotidiano La Verità, che ha spazio anche a pagina 13 per i migranti radicati. Allora, io sapevo c'erano quelli radicali, ma questi sono radicati ed è la nuova invenzione della Cassazione. Le toghe ora si inventano i migranti radicati. Oh, c'erano quelli che scappavano da guerra e sono d'accordo. C'erano quelli che scappavano via perché sono gay. C'erano quelli che scappavano via perché faceva troppo caldo, troppo freddo, i migranti climatici. Adesso c'erano quelli che c'hanno un raffreddore, non li puoi rimpatriare, anche quelli. Adesso ci sono i migranti radicati. La Cassazione ha annullato l'espulsione di un irregolare in nome del rispetto della vita familiare stabilito dalla CEDU. Perché si era fatto amici, parenti, dai, e lo vuoi strappare, si è radicato, capito? Una forma di resistenza al governo giustificata dalla presunta superiorità delle norme europee. Avete capito che c'entra ancora la norma europea e noi continuiamo a bussare, chissà mai che ci rispondano dall'Europa tra quanti mesi su quelli che possiamo rimandare nel loro paese e quelli che no. È una sentenza che non si preoccupa di essere coerente, ma che soprattutto si sa la sentenza è lì e poi qualcuno la va a leggere. Non c'è equilibrio tra tutela dei diritti della collettività e quelli dell'individuo. Ignorato il fatto che la direttiva in questione favorisca il condannato. Insomma, oggi a pagina 13 sappiate che ci sono anche i migranti radicati, e come potrebbero essere naturalmente tutti quelli in corvetto che si sono fatti tanti amici, chi si droga, chi fuma, chi ruba, chi violenta, e sono tutti radicati. Se fanno dei misfatti non li puoi mica rimandare a casa. Quotidiano Libero, signori, in prima pagina Caffo condannato per violenze, l'idolo delle femministe menava l'ex fidanzata, scusate, sono così preso ormai dal fatto che siamo tutti super fluidi. Vieni qui, dammi un bacetto, Francesco. Caffo condannato per violenze, c'ha la barba. Non Caffo, ma Francesco. 4 anni al filosofo che doveva parlare al Festival del Libro dedicato a Giulio Cecchettin, e Saviano e compagni lo difendevano. E questo è il titolone principale sul quotidiano Libero. Editoriale di Mario Secchi, il ricordo scomodo di Enzo Tortora turba ancora l'ANM, ma in centropagina, signori, siamo tutti felici e contenti di questa notizia. Meloni guida la classifica di Politico, la donna più potente d'Europa, con Pietro Senaldi. Siamo di spalla, c'è Daniele Capezzone che tra poco vi leggo. Carabinieri accusati al corvetto indulgenza solo per i Maranza. Quartiere in allarme, militari indagati, l'ira dei colleghi e i rivoltosi, punto di domanda, ma poi naturalmente gli altri richiami in prima pagina: navi russe via dal paese, Israele annienta l'arsenale dell'ex dittatore siriano, il racconto dei giornali italiani sulla questione Siria, terrorista, no, liberista, la sinistra
e il capo ribelle. Sì, qualcuno lo paragona anche a Che Guevara, signori. 1 miliardo per il lavoro, il governo lancia il piano Salva Auto. All'interno, naturalmente, il giorno nero dei trasporti, venerdì sciopero generale Salvini precetta, il virologo e le multe ai non vaccinati, Rezza ai Novax, guerra finita, amnistia, e poi la denuncia per stupro, caso Trocchi a giudice, il GIP non archivia. È bello denso di emozioni anche il giornale Libero, signori, e non saprei quale invitarvi ad acquistare. Io li comprerei tutti, il Libero, La Verità, Il Tempo, il giornale, così siamo sicuri, e poi magari li regalate come regalino in anticipo di Natale ai vostri amici. 340 6709 659. Aspetto i vostri commenti, attenzione perché tra poco ricomincio a leggere i vostri commenti. Intanto all'interno e dopo la morte di Rami, leggete qua: corvetto a ferro e fuoco, l'ira delle forze dell'ordine, carabinieri indagati e devastatori impuniti. I sindacati delle divise all'attacco dopo l'inchiesta a carico dei militari. Capite la differenza? Mentre i giornali di sinistra vanno a intervistare questi esemplari, i giornali più di destra intervistano le divise. Il problema è chi continua a giustificare ogni cosa in nome della mancanza di integrazione. In futuro i colleghi ci penseranno prima di intervenire. Potete immaginarvi il fatto che questi carabinieri siano indagati perché la volante potrebbe aver sfiorato il motorino durante l'inseguimento, eccetera. La prossima volta che fanno? Se non si ferma allo stop il motorino, lo rincorrono oppure no, secondo voi? Viene il pensiero, poi sicuramente lo rincorreranno, però, e nello stesso tempo quelli che scappano al posto di blocco, a questo punto lo dice: ma beh, allora scappiamo, ma cosa ce ne frega, ma sì. Non è un bel segnale sicuramente. Poi chiaramente la giustizia deve andare avanti, bisogna capire chi ha sbagliato e se c'è stato questo contatto accidentale tra l'auto e il motorino. Dispiace tantissimo, ma ribadisco e discoriba: se scappi da un posto di blocco tu sai che stai rischiando tantissimo, come quelli che vanno a rubare, se mai questi a rubare ci erano andati, ma sicuramente no. È nei tribunali che va fermata la violenza, il rischio che al prossimo inseguimento qualcuno ci pensi prima di agire. Che ne pensate di questa storia? Se voi foste stati carabinieri, che avreste fatto? 340 6709 659. Le mosse della procura con Andrea Muzzolon: depistaggio, rischiano altri 2 militari. Si attende la consulenza dell'esperto informatico sul telefono del giovane testimone. Sono 6 i carabinieri finiti sotto la lente di ingrandimento della procura di Milano dopo la morte del 19enne di origine egiziana Rami Elgam. Per la morte del ragazzo deceduto nel folle inseguimento del 24 novembre tra le vie del quartiere Corvetto a Milano è indagato il 22enne Fares Buzidi. L'accusa è quello di omicidio stradale dopo che il suo T-Max si è schiantato contro un palo causando la morte dell'amico. Ma ora la procura ha deciso di scandagliare a fondo le posizioni degli agenti coinvolti. Nel registro degli indagati per ora ci sono 4 nomi, ma le posizioni al vaglio sono quelle di tutti e 6 gli uomini accorsi sul luogo dell'incidente. Così come Buzidi, anche il vicebrigadiere al volante della Gazzella che avrebbe tamponato la moto, deve rispondere dell'accusa di omicidio stradale. Altri 2 carabinieri sono invece accusati di favoreggiamento e depistaggio. Queste sono le ipotesi di reato formulate dalla procura dopo quanto riferito dal testimone oculare che, parlando con le Iene, ha raccontato di essere stato costretto dalle autorità a cancellare alcuni video che aveva girato con il telefonino. L'avete vista anche voi quella trasmissione delle Iene? In questi casi la giustizia deve fare giustizia, certamente, ma non è che si voglia un po' anche screditare in questo caso le forze dell'ordine e in generale lo Stato che le forze dell'ordine rappresentano. Non so se vi arriva
questo pensiero, però io tra poco aprirò le telefonate. Alessandro Morelli ci ha appena contattato che purtroppo non potrà essere dei nostri e quindi avremo più spazio anche per sentire da una parte i vostri WhatsApp al 340 6709 659 e dall'altra, subito dopo le ore 9, le vostre telefonate in onda allo 02 9294 7222. E quindi la procura starebbe valutando anche l'ipotesi di falso in relazione al verbale di arresto per resistenza firmato da 4 carabinieri, in quanto non si farebbe menzione del fantomatico scontro tra l'auto e il motorino. Insomma, questi carabinieri avrebbero voluto insabbiare il fattaccio. Lunedì è arrivato il sequestro dei cellulari dei militari per controllare conversazioni o immagini effettuate al momento dei fatti. Giovedì è in programma l'interrogatorio di Fares, attualmente ai domiciliari per resistenza, coordinato dal GIP Pollicino. Nella stessa giornata l'ingegnere Romagnello fornirà una consulenza cinematica e dinamica per consentire agli inquirenti di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Rami. Non solo. È stata disposta una seconda consulenza, questa volta informatica, per analizzare tutti i dispositivi sequestrati, tra cui quello del testimone che sostiene di aver ripreso l'impatto. Nel filone dell'indagine che ipotizza il reato di falso, non ancora formalmente contestato, sono in corso vari accertamenti per verificare la coerenza delle dichiarazioni fornite dal testimone agli organi di stampa e quanto messo a verbale. Così il quotidiano Libero. Nel quartiere sono tornate le scritte contro gli agenti. Eccola qua la scritta contro la polizia. Sui muri raffica di insulti alle divise. L'unico sbirro buono è quello morto. Questa zona è contro la polizia. La paura degli italiani dopo le proteste. Chi può se ne va alla svelta. E poi dite che non sono Balieu? Chiaro, se la polizia ammazza chi scappa e non si ferma all'alt, dici la colpa è della polizia, ma la colpa è della polizia o dei carabinieri in questo caso? Punto di domanda? Mi date il vostro polso su questa cosa, perché devo capire un attimo. Io sono un giornalista, io sono anche un casinista, però ascolto il vostro pensiero, anche perché parlo in una radio che si chiama Radio Libertà, quindi sicuramente ci ascolta anche qualcuno nella zona Corvetto di Milano. Che cosa significa vivere in Corvetto? Che cosa significa vivere contro questa paura quotidiana? Perché magari tu non sei d'accordo con loro, ma ci devi convivere. Nello stesso tempo, come reagireste voi se dei carabinieri corrono dietro a una persona che non si è fermata all'alt e possono addirittura sparare alle gomme se vogliono? È normale? Non bisogna farlo? Ci sono delle leggi che dobbiamo rispettare. Perché non si rispettano le leggi? Che cosa c'è da nascondere? Oppure non si vogliono proprio rispettare le leggi perché semplicemente non sono le loro leggi? L'unico sbirro buono è quello morto. Gli unici stranieri fasci e sbirri nei quartieri. Interessante, carina questa. E gli unici stranieri sono fasci e sbirri nei quartieri, capito? Questore, povero di merda, fanculo sbirri, fax sbirri, zona 4 contro la polizia, ACAB. Queste sono le scritte che si rincorrono tra le strade impenetrabili del quartiere Corvetto di Milano, via Monpiani, via dei 500, via dei Panigarola, via Polesine, via Pomposa. I muri parlano al Corvetto e trasuda un odio viscerale contro le forze dell'ordine dalle bombolette spray sempre in azione. Le pennellate di vernice bianca della Lega insieme ai residenti sono state viste come una sfida da parte degli anarchici che ancora resistono in alcune case occupate
ricordate? Passò di qui anche Ilaria Salis, che nel 2014 fu portata in questura per gli scontri di piazza successivi allo sgombero di 2 centri sociali e nel 2022 fu sfrattata in prima persona da un appartamento in cui viveva senza titolo. Ed ecco gli slogan sono tornate a deturpare i perimetri dei caseggiati popolari e persino delle case di riposo per anziani. Si chiede verità per Rami anche sui portoni e negli spazi interni ai cortili. Tiraria pesante in questa banlieue in salsa milanese che sarà sia da appena un quarto d'ora di metropolitana dai luccichi del Duomo, ma è lontana anni luce da un vivere civile. Gli italiani hanno paura a parlare nel giorno del mercato settimanale per timore di essere sentiti dalle tante sentinelle che fanno la spola tra Piazzale Gabrio Rosa, epicentro dello spaccio H24, e gli angoli del quartiere. Chi riesce a fare il cambio alloggio se ne va alla svelta. Il problema è che non tutti ci riescono e allora siamo costretti a vivere in mezzo a questo degrado. Alla fine basta guardarsi attorno, racconta una signora. Io non abito qui, ma per vari motivi ci vengo spesso e purtroppo, direi, non mi sento affatto sicura a camminare sul marciapiede nemmeno a mezzogiorno. Poi sa, dopo la storia di quel ragazzo è ancora peggio. Non c'è timore che le scene di guerriglia urbana tra cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme, autobus presi a sassate, poliziotti accolti con lanci di bombe, carta e bottiglie, si ripresentino dopo le ultime notizie filtrate dalla procura, come se l'iscrizione nel registro degli indagati di 3 carabinieri, a vario titolo per omicidio stradale in concorso, frode processuale, depistaggio e favoreggiamento personale, avesse placato la rabbia dei giovani nordafricani. Il rischio zero però in casi come questi non esiste, il corvetto è ancora un grande osservato speciale. Quanto ai rigugiti antipolizia, non sono in pochi per fortuna a condannarli. I cittadini per bene hanno ancora fiducia e rispetto nelle istituzioni, seppur l'infinita sfilza di problemi, dalla droga alle occupazioni abusive, dalle rapine per strada ai mini market catalizzatore di balordi notturni, va infatti detto che la presenza dello Stato c'è e si vede. Nel quartiere da inizio anno oggi sono stati svolti più di 40 servizi cosiddetti ad alto impatto e 162 persone sono finite in manette, praticamente 4 persone a settimana arrestate. Ma ci vogliamo rendere conto che le forze dell'ordine hanno le mani legate? Che non possono fare il loro lavoro, altrimenti passano dalla parte del torto? Ci vogliamo rendere conto che appena mettono dentro qualcuno il giorno dopo è fuori? Ci vogliamo non rendere conto che rischiano la vita per uno stipendio da fame e poi sentiamo di malviventi rilasciati dai giudici perché hanno lo spaccio di droga come unico sostentamento? Protesta ancora un'altra residente. Gli ambulanti del mercato stanno chiudendo le bancarelle, ricaricando la merce sui furgoni. È l'ora dei gruppi di rom che raccolgono gli scarti per dare vita a un contromercatino abusivo. Il corvetto è un mondo a parte. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Un cocktail d'amore, mamma mia che storica questa canzone, Cocktail d'amore, da un'ispirazione di Cristiano Malgioglio sul mondo delle discoteche, era interpretato da Stefania Rotolo, era la sigla finale della trasmissione Tilt. Oggi l'ha rifatta Facta, scritto con la K, Facta con Dianis, scritto con la Y. Trovate facilmente tutto su YouTube, sugli store digitali, Cocktail d'amore, Facta con la K, e chiaramente ci preavvisa che insomma manca ormai pochissimo alla fine dell'anno, 20 giorni e siamo nel 2025 e insomma è inutile che dici oh cavolo, passa il tempo, però il consiglio del Sammy Varin è quello di farsi, chiaramente siete liberi da figliolame vari eccetera, potete lasciare casa per qualche ora, fatevi una bella serata in discoteca con lo sguardo da serpente, anni 70-80. Secondo me fa bene alla salute. Parlo chiaramente per i grandicelli, voi ventenni, trentenni, magari no, ma per i più grandicelli una bella serata con musica anni 70-80, magari dove la suonano anche. E ascoltando questa rassegna stampa, lo sapete, ogni mezz'ora c'è una pausa musicale. Sono molti i gruppi che vi mando in onda, che poi trovate in giro nei locali a Milano, nelle grandi città e non soltanto, e fanno sempre il pienone, ve l'assicuro. 9 e quanti minuti? 5 minuti, apro le linee 0292947222. Purtroppo oggi non è con noi Alessandro Morelli, impegnato per lavoro con Alessandro Morelli, sì certo, con il Matteo Salvini, e chiaramente signori, anzi vi dico anche dov'è, perché non si sa mai, uno dice dov'è Morelli, come mai Morelli, se non scherziamo, il sottosegretario in missione di Stato per le opere infrastrutturali Milano Cortina 2026 con il ministro Salvini a Livigno, e salutiamo anche la bellissima Livigno, che sarà oggetto di cose importanti nei prossimi mesi. Intanto ho aperto le linee, voglio sapere il vostro pensiero sulle notizie del giorno, qualunque sia. Io lo voglio sentire il vostro pensiero. Chiamate 02 92 94 7222. Naturalmente compresi i nuovi ascoltatori che non sono mai entrati in onda su Radio Libertà. Provate l'emozione. 02 92 94 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Luca da Colico. Oi Luca. Ti volevo dire che la situazione che c'è in Corvetto, la nascita di queste banlieue nella piccola Milano è una cosa che è nota da tempo. Io ho vissuto tutta la vita nel quartiere San Siro, conosco benissimo Piazza Selinunte, Piazzale Segesta e tutta quella zona, e ti posso dire che già 30 anni fa sono stati messi i semi per la creazione delle banlieue. Ti do qualche esempio: in via Paravia c'era un asilo dove io mandavo i figli, dove a un certo punto non potevo più mandarli perché c'era i migranti che avevano poco reddito, i figli dei migranti, e che avevano il posto assicurato. E quell'asilo lì oggi ha il 94% di stranieri. Gli italiani non devono andare nelle scuole, negli asili privati. E così il comune ha delle grossissime responsabilità. In Piazza Selinunte è stata fatta una riqualificazione che ha trasformato quella piazza e quella zona in un ghetto, dove oggi in quella zona lì, Piazza Selinunte, un vigile mi ha detto che i messi comunali hanno l'ordine di non andare a portare gli atti del tribunale. Cavolo. Cioè, via Ricciarelli, dove una volta c'era le cinema, la discoteca del cinema, il cinema Alpi, se non sbaglio, anni prima, quella via lì è una via ormai che si è ghettizzata, dove i proprietari italiani svendono le case perché tutti i negozi sono ormai di extracomunitari. E il prezzo di quelle case è crollato, non vale più niente, per cui c'è un'espulsione, cioè ci sono questi pensionati che hanno la loro casetta, che vogliono andare alla casa di riposo e devono vendere la casa a 4 soldi. Cioè queste trasformazioni il Comune di Milano ne era a conoscenza e non ha fatto niente per impedirlo. Grazie caro. Nulla. Grazie davvero. E chi abita a Milano, abbiamo parlato proprio di zone chiaramente specificate.
Chiaro, cosa si poteva fare è non raggruppare, non ghettizzare tutta questa gente, portarla anche un po' in centro. Sì, ma in centro, il centro è sacro, prima di tutto costa molto di più, e quindi è tutta un'altra vita, è tutto un altro portafoglio. E poi è sacro, insomma, quelli che vivono in centro vogliono stare tranquilli. Di una tranquillità, però c'hanno le loro guardie del corpo, c'hanno i loro sistemi d'allarme e un altro modus vivendi. 0292947222. Allora davvero faremo la fine di Parigi, delle banlieue parisienne? Ci siamo già? Chi c'è in linea? Pronto? Sono io? Ciao, Marco da buongiorno. Torino. Ciao. Ciao, senti, massima solidarietà all'amico milanese, ma anche noi qui a Torino non siamo messi bene, vero. non a quel livello lì, però, ma io non volevo parlare di questo, volevo parlare un attimino della polizia. Attenzione, io non ce l'ho con i poliziotti in sé, ma ce l'ho con chi li comanda, li dirige, li critica, chi non li critica, chi li commenta. Adesso una cosa contro natura che siano indagati quelli del caso lì che è successo lì mi pare a Milano, no? Sì. Ecco, ma invece nessuno si scagliava contro il comportamento della polizia a Trieste, che è andata nell'area a idratare i pacifici manifestanti che chiedevano solamente il rispetto del diritto di lavoro. Con questo io non voglio aprire una polemica trita che pensavo fosse seppellita, invece si tira fuori della storia dei Novax. A parte che per me i Novax sono quelli che sono fatti il vaccino, cioè che si sono fatti inoculare una cosa sperimentale, ma questa è una mia idea. Per carità, io argomento polizia. Allora, la polizia quando serve è cattiva, quando non serve è buona. Il comportamento, ripeto, che ha avuto la polizia nei riguardi di quei poveretti che chiedevano solamente il rispetto del lavoro, comandati, ahimè, cioè con la condiscendenza di Federica, ti giuro, mi ha aperto una ferita nel cuore insanabile. Ciao Sammy. Grazie. 0292947222. E ancora a proposito di vaccini, chiusa la stagione della pandemia, Rezza e le multe ai Novax, guerra finita, ora amnistia. L'ex direttore generale della prevenzione sanitaria approva la sospensione delle sanzioni, ma la sinistra sbraita e parla di insulto a medici e infermieri. Abbiamo visto i dubbi del leghista Fontana, presidente della Camera, e li ha espressi al tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare, dicendo non è d'accordo con le multe sulle vaccinazioni, anche se è vero che in quel momento era importante che le persone fossero sensibilizzate, perché eravamo in un momento drammatico. Quel momento è passato. Annullare le multe per i Novax rischia di penalizzare chi le ha pagate. Se c'è qualcuno che le multe ha pagato, fa figura del fesso, una questione un po' particolare. Ma i complimenti a Fontana però li vogliamo fare perché è uno dei pochi che ha limato di 6 milioni i costi di Montecitorio. Stiamo parlando del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che oggi presenterà il bilancio triennale di Montecitorio. 6 milioni in meno i costi della Camera. E insomma, complimenti. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Allora, quello che è accaduto in Scandinavia, in Francia, in Belgio, in Olanda, che sta accadendo in Germania da 20 anni, non ci ha insegnato niente. Perché? Perché la politica che ha preceduto questo governo ha voluto ridurre l'Italia in questo stato. Siccome questo governo, tra mille difficoltà, sta cercando di fare qualcosa, visto che l'opposizione non può fare niente dal punto di vista politico perché non ha i numeri, sta utilizzando la stampa e la magistratura per delegittimare l'attività di questo governo e farlo apparire agli occhi degli italiani distratti che leggono i giornali soltanto dai titoli cubitali senza poi approfondire negli articoli, molto spesso accade così, come un governo di incapaci che non è in grado di gestire la situazione. Le nostre periferie, guarda che io ti parlo da Mantova, sono tutte uguali. Io non so al sud o al centro, ma al nord sono tutte uguali, perché anche Mantova è 10 anni che ha dei quartieri periferici che 30-40 anni fa erano abitati da meridionali che venivano a lavorare all'Iveco di Suzzara, qui vicino,
oppure nelle altre aziende qui intorno, la Monte Edison, eccetera, che poi hanno chiuso, sono diventati semplicemente dei luoghi dove la polizia ha paura ad entrare, ed è questo il ragionamento. Abbiamo le periferie che ormai sono dei luoghi difficilmente accessibili e dove i pochi italiani rimasti, spesso pensionati, che non sono in grado di andarsene perché al minimo vivono nel terrore. Questo è quello che sta accadendo in tutta Europa ed è quello che sta accadendo in Italia. Ultima cosa, i giovanissimi che oggi vivono nelle nostre periferie, molto spesso giovani di seconda o terza generazione, chi mi dice a me che siano fan di quello che accade in Medio Oriente contro Israele, contro chiunque sia vicino all'Occidente, e non vogliono far diventare anche questo paese un paese come la Siria, come Gaza, eccetera, eccetera? Grazie a tutti, ciao. Grazie. 0292947222. Abbiamo delle linee che sono diventate esplosive. Pronto? Oh, Luisa di Varese. Ciao. Buongiorno. Pronto? Vai, ti ascolto. Allora, dare contro la polizia è una cosa da matti, anche perché erano due brave persone quei due ragazzi. Facciamo un po' vedere che persone erano. Poi, se Speranza fosse stato di destra, sarebbe già in galera. I sindacati sono sempre stati la rovina dell'Italia. Dove erano negli 11 anni che ha sgovernato il PD? E poi, caro Sammy, basta con i gatti. Ciao Sammy, stammi bene? Lo dice a me. Ciao. Ciao cara, lo dice a me che ne ho 3 di gatti, tutti neri. 0292947222, solo 3 righe di Daniele Capezzone che dice: per carità, l'accertamento della verità è sempre doveroso e fino in fondo, ma scatenare preventivamente al buio la caccia al carabiniere, pure la caccia al poliziotto, erano anche agenti di polizia quelli aggrediti durante la guerriglia Arcovetto, non porterà nulla di buono. Ci pensino i santoni della sinistra che naturalmente sciorineranno il collaudato repertorio sulla necessità di trasparenza, sui servitori dello Stato che hanno uno speciale dovere di lealtà e correttezza, tutto vero, ma più parlano a sinistra e più si avverte un clamoroso doppio standard, occhi dolci e parole calde per i Maranza, freddezza di testa e di cuore per le forze dell'ordine. Così Capezzone oggi sul Libero. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy. Allora io volevo dire tante cose, però ne dirò poche. Abbiamo un'Italia che io non la amo più, mi dispiace, ho 76 anni, ho vissuto l'Italia bella e io questa situazione non la accetto. Ma non mandiamoli via un po' di arabi, cosa ci fanno qui? È tanto grande l'Africa, ma noi non ci sentiamo italiani, ma ci deve pensare lo Stato. Ma porca di una miseria, io sono andata a lavorare a 12 anni, Sammy, e noi un ragazzo di 24 anni mi devo sentire dire ma ci deve pensare lo Stato a mantenerlo, ma siamo matti, che vadano via se non gli piace l'Italia, che vadano via, vadano a casa loro. Porca della miseria. In America ce li rimandavano in casa i delinquenti, noi ne abbiamo una marea di delinquenti, mandiamoli via, Sammy, dai. Grazie cara, un abbraccio, un abbraccione, la voce del popolo molto spesso ci azzecca. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, Nando di Pioltello. Ciao Nando. Ma guarda, su Milano io un'idea ce l'avrei, copio uno slogan dei sinistrati, facciamo rumore. Applichiamo a Milano il modello Caivano, facciamo un decreto legge a Roma per commissariare Milano, deporre Beppe Sala per manifesta incapacità, mandiamo su un commissario che sappia bonificare il Corvetto e le periferie con la stessa decisione con cui Netanyahu sta bonificando Gaza, poi finito il lavoro del commissario candidiamo un moderato di centrodestra, uno che non spaventi la gente e stravinciamo le elezioni. Ciao. Grazie, programma politico di Nando 0292947222 in diretta e senza filtro, si è capito, vero? Pronto? Pronto, buongiorno Sammy dal Veneto, posso Ciao. parlare? 3 Ciao. sassolini da togliermi dalle scarpe. Prego. Il primo è questo, a proposito di quegli agenti di polizia e di quello che è successo a quel ragazzo morto. Ebbene, anche se fosse, ragioniamo con il cervello, non con le scarpe, anche se fosse
che questi agenti di polizia avessero compiuto qualche atto contrario al loro mandato, ebbene non possiamo dire che tutto il corpo degli agenti di polizia per questo va respinto, va tacciato di malvagità. È un po' come i politici, ma ci siamo dimenticati che anche i politici hanno i propri alberi marci al loro interno che hanno saccheggiato il nostro paese, e quindi di conseguenza dovremo allora eliminare anche tutti i politici dal nostro paese. Primo punto. Secondo punto, Calenzano, ma come si fa a permettere un'espansione urbanistica vicino a un sito così pericoloso? Perfino l'ospedale, pensate, l'ospedale era a rischio di evacuazione a causa di quella esplosione. Allora il caro Giano e tutti i suoi co-invitati all'Assemblea regionale cosa hanno fatto in tutti questi anni per impedire che un sito così pericoloso potesse essere comunque vicino alle abitazioni, al territorio? Grazie caro, e la verità è che quando è nato questo sito intorno c'era tutta campagna e poi è nata la città intorno a questo sito pericolosino già di per sé. Signori, sono le 9:20, ci dobbiamo fermare perché dobbiamo recuperare un Qui Parlamento. Oggi sono saltati i nostri due ospiti, mi scuso con tutti quanti voi, volevate andare in onda, siete tostissimi, fortissimi, mi avete inondato di WhatsApp, ma io ve li tengo in caldo perché alle 11 torno in onda e avremo un ospitone. Oggi c'è Silvia Sardone da noi, quindi torneremo su questo argomento di corvetto, indagati i carabinieri, torneremo anche sulla situazione auto elettrica, cosa si muove, cosa non si muove, e leggerò i vostri WhatsApp arrivati e quelli che arriveranno al 340 6709 659. Poi avremo anche il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari e a mezzogiorno un Qui Parlamento con Graziano Pizzimenti per parlare di ambiente. Restate lì.